Però io preferisco vedere il mondo di Minecraft effettivamente. Ciao Nick, inizi a entrare nel mondo? Ci sei? Tutto a posto, tutto a posto. Sì. C'ho i messaggi qua sul telefono, quindi se mi vedi guardare verso quello è perché sto leggendo. Quindi non avevi ancora visto il mondo. Ora facciamo un bel tour. Messaggio eliminato. Ritirato. C'è il microfono troppo alto, dimmi tutto. Se ci sono problemi, se c'è il microfono alto, se senti interferenze o cose così. Guardalo come se la sente. Aspetta che manca qualcosa. Manca il mio control flick. Era qui il control flick, infatti. Tutto ok? Ok, ok. Meglio, meglio. Ok. Alle 45 arriva la pizza. Ok, ok. Facciamo veloce, facciamo veloce. Allora, come vedi qua abbiamo il mob spawner che tu vai lì sopra. È da 3 piani. E qui ci va tutta la roba. 47 gunpowder. 2, 6, una freccia. Da qui cadono. Ma per funzionare devi essere lì su. Invece per il tour iniziamo da qui. Aspetta, che qua ho visto una cosa che non mi piace.
Sta piovendo però, porco due, oh. Volevo fartelo vedere quando era una bella giornata. Guarda, questa è casa mia. Qui c'è la testa del drago che vinci quando lo batti. Qui c'è il letto. Conta che io ho tutto questo mondo qua, ma non ho una camera da letto. E quindi dormo qui. Questo è l'acquario. Con le paperelle e gli axolotl. Qui vabbè, all'inizio ovviamente ne ho presi due, poi li ho fatti accoppiare. Si fanno accoppiare con i pesci dentro i secchi. Tu prendi i secchi d'acqua e poi prendi i pesci. Qua c'è la fontanella con l'axolotl e la paperella. Qui invece sono le esplosioni dei creeper che io le fixo così, diciamo. Qui abbiamo la zona cinese. E infatti qua, tipo, quando uccidi l'Ender Dragon ti dà l'uovo, oltre alla testa. Cioè, la testa la prendi nelle barche dell'End. È easy, devi usare, non lo so, i cubi di vetro colorati di giallo e poi mettergli gli slab al posto del becco, lo slab di acacia, e poi uno come occhio metti un bottone, e qua invece le lastre. Sono tre blocchi di vetro giallo, due lastre qua, due lastre dall'altra per fare le ali, una cosa e il bottone. Questa è la zona cinese con i bambù, gli alberi di quercia, il ponticello, sembra il giardino della casa di cosa. Qui c'è l'uovo dell'Ender Dragon messo in bocca al drago, ovvio. Qui c'è la pagoda, ci si arriva ovviamente saltando sulle ninfee. E qua c'è la tavola degli incantesimi, crafting table, lì sopra non c'è un cazzo, qui abbiamo i lapislazzuli e qui abbiamo i libri incantati quando mi dà cose decenti e allora li conservo qui, quando mi dà cose brutte li butto. Qui invece abbiamo il collegamento, questa qui è la parte cinese del mondo, diciamo, e questo è il collegamento con il ponte cinese, la statua cinese, con il ponte verso la società occidentale. Per la società occidentale ovviamente il simbolo sono i templi greci, no? E allora abbiamo messo i templi greci con il soffitto color ciano. Questa l'ho fatta da poco, questa strada, che mi porta poi al magazzino. Sono in difficoltà normale, mi pare. Sì, normale. Beh, perché lagga così? Qui c'è la mappetta del mondo. Ah, qui c'è il piccone. Guarda, questa è una statua del piccone. E ho dovuto adattarci intorno il mio magazzino. Ora ti faccio capire quanto tempo ho dedicato a minare e quanto tempo ho dedicato a... Bastardo. Ok. Quanto tempo ho dedicato a minare e quanto tempo ho dedicato a colorare. Questo è il mio passaggio per l'end. Secondo te, quanti stack di diamanti ho? Scrivimi un commento. Ma qui come fanno a entrare? Ah, passando dai cespugli. Sono in giro con la TNT, un cazzo. Mi faccio 30 anni di galera se qualcuno si fa il ah, guarda, questa zona tipo l'ho dovuta fare io. È fatta, diciamo, artificialmente. Non c'era la sabbia prima, ho dovuto ripiazzare tutti quanti i blocchi di terra e metterci la sabbia e poi costruire la piramide. Secondo me è un cassone pieno, quelli da due. Allora, non è un cassone pieno, però ci siamo quasi. Sono tipo, mi pare, 23 stack.
È perché io tipo rimango un botto di tempo a minare. A me non piace molto costruire. E infatti le costruzioni... Allora, questa qui l'ho fatta di testa mia, quella l'ho fatta di testa mia, ma perché sono semplici. Questo è un tutorial, la casa è di testa mia, quello è un tutorial assolutamente, la statua è sempre un tutorial e anche tutta la roba cinese è praticamente tutto tutorial. Invece qua la Sfinge è sempre un tutorial. La piramide invece l'ho fatta di testa mia, ma perché è easy. Ah, aspetta che vado a dormire così vedi le cose con una giornata. Questo è sempre un tutorial, è la farm di canne da zucchero. Lo so, infatti, però conta che questo mondo l'ho fatto con le case, quando c'erano ancora le caverne normali. Quindi se io vado sempre a livello 11 e inizio a minare come ai vecchi tempi, posso comunque farlo. Cioè ci sono comunque i diamanti, a meno che non entri in un chunk nuovo. Se entri in un chunk che è stato caricato durante l'ultima versione, allora lì non ne trovi. Se invece entri in un chunk magari caricato da prima, potresti trovare ancora dei diamanti in quell'altitudine, diciamo. Infatti io Minecraft l'ho mollato per quello, perché io mi mettevo in miniera, cercavo i minerali o comunque i diamanti, perché gli altri minerali chi cazzo se ne fotte, e mi rilassavo. Invece adesso per andare a cercare i diamanti è un'ansia. E infatti mi ha fatto mollare Minecraft questa cosa qua. Io volevo rilassarmi mentre giocavo a Minecraft, non avere l'ansia. Ora ti faccio vedere il Nether. Forse l'unica cosa che non ti ho fatto vedere sono la farm di pesci, cioè la canne da pesca, l'hub del Nether. Niente, questo è, vabbè, una stronzata. E poi la roba che mi porta nell'end. Tra l'altro nell'end e nel Nether io avevo fatto anche altri lavori, però poi ho perso il mondo. E questo è un backup. Ti stressa perché sei in costante sì. È una rottura di coglioni perché a parte che ti mette ansia la musichetta che ti mettono quando vai nelle caverne. E io invece voglio rilassarmi e minare, sentire i rumori fighi. E poi, cioè, è un'ansia perché puoi morire ogni 2x3 e poi hanno messo quel cazzo di nuovo, nuovo mostro che ti appare, quello nero. È una rottura di cazzo. Questo è il mio magazzino. Qui se non c'è niente perché non saprei che cosa inventarmi. È tutto suddiviso in cose, cibo, verdura, frutta, tipi di legna. Qui abbiamo il nostro CD, guarda. Dov'è il golem? No, non ha nome il golem. Ciao. Questa atmosfera da salotto intellettuale col sassofono. Mm? La faccia da Mario.
Va bene, allora lo chiamiamo Mario. No, aspetta. Ti piace il nome? Eh? Gundegardo, vescovo di Einstadt. Questa è la camera da letto, dove non dormo mai perché in realtà non sono letti veri. Guarda, la TV con Netflix di lusso. E niente, questo è. Lo vediamo vedere non ha ancora smesso di piovere? Facciamo, rendiamoci conto, ho dormito una notte e tutto e non ha ancora smesso di piovere, come Pisa. L'ho rischiata. L'ho rischiata. Porco due se l'ho rischiata, oh. Quando smette di piovere. Se vanno nel deserto e piove pure lì. Non fa dormire perché non è ancora buio. È giorno. Ho già dormito pure e non se n'è andata la pioggia. Se vabbè, sa piovere pure nel deserto. In teoria nel deserto non può piovere. No, comunque non gioco da PC, gioco da Play. Si vede? Guarda come carica. Non te lo dico di chi è il cane perché su YouTube non fa bestemmiare. Comunque io avevo dei cani seriamente qua. E questo chi è? Oh, ne ho solo uno qui. Forse sono tutti morti.
Vediamo cosa mi scambia. Vuole 2 diamanti però non acceso io. Oggi che giorno è? Santa Cristina. Ovvio. È Santa Cristina. Oh, ha smesso di piovere. Ora ti posso fare un tour del mondo con la bel tempo. Con il bel tempo. No, zero. Hai visto come cambia il tempo da nord a sud? Allora, fammi pensare, cos'altro posso farti vedere? Ah, la farm di polli. Ma è solo quella. Che ristorante l'hai preso? Io ho assaggiato, prima di partire ho assaggiato la pizza più buona di tutta Pisa, pari. Quante ore ho minato? Minchia, molte, pari. Molte. Più di quelle che ho costruito. Vedi quante ore ci saranno volute per costruire tutta sta roba? 50. Sai che per minando ne ho spese 150. Se ti faccio vedere i ponti che ho... Cioè, i ponti, sì, i tunnel. Guarda i tunnel. E tu che ci fai qui? E ti assicuro che sono lunghi. Più di 3 ore. Bro, 150 minimo. No jokes. Ma qui ce ne dovrebbero essere altri di tunnel, infatti. Ma io sono arrivato anche tipo a 2000 blocchi da casa. Non sto scherzando, cioè, anzi, non a 2000 blocchi da casa. Allora, io ho le coordinate qui a sinistra, no? Sono arrivato al punto che non partivo da casa e minavo. Sono arrivato al punto che io andavo a 2000 blocchi da casa, scendevo a quel livello e poi minavo verso le coordinate di casa mia, della mia miniera. Sono arrivato a questo punto. Ma infatti se vedi tutti quanti gli altri minerali, io sono messo, cioè, a pari. Ah, a parte gli scherzi. Guarda, c'ho altri diamanti anche qua. Cioè, ci ho un po' buttati dappertutto, poi lì li ho raccolti la maggioranza. Però anche qui ho un paio di diamanti buttati. Qui invece dovrei avere qua qualche armatura, qualche piccone con efficiency 4, fortuna 3, per farti capire. Qua qualche rotaia. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo un'elitra, qualche armatura in diamante, qualche shulker box, un po' di stronzatine così. Che disordinato che sei. Mica tu a tia. È solo lì che sono disordinato. Se poi vai nel mio magazzino vedi come è ordinato, guarda. Ah, aspetta che dormo così magari smette di piovere. Ecco Dio. Porca madonna. Poi cacciaci sti polli. Eh? Che polli? Non ha ancora smesso di piovere, ti rendi conto? Perché strike? Ho detto qualcosa di sbagliato. La farm?
Ah, vuoi vedere? Comunque, questa è la redstone che non la prendo mai praticamente. Non prendo mai neanche il rame, l'oro lo prendo. Ah, ho bestemmiato 2 volte. Cazzo. Vabbè, non ero la partner. Comunque, dicevo, questa è la farm. Cioè, sì, la farm. Qui c'ho i miei blocchi. Qui c'ho gli smeraldi. Qui c'ho i blocchi di iron. Cioè, sono tutti blocchi, non sono lingotti. Qui abbiamo il coal. Guarda, ordiniamo. Qui abbiamo i diamantini. Questi sono fierissimo. Questi non li metto a blocco perché altrimenti sembrano di meno. Qui abbiamo l'Ender Pearl, ma tutte le cose dell'Ender. Niente, ho finito i minerali. Già finiti. Il quarzo non è più. Ho smesso di piovere. Forse ha smesso di piovere. No, non ha smesso. Sì, te l'ho detto, chi gioca a Minecraft in italiano è un ignobile. Vuoi vedere la farm di polli che non funziona? Sì, sei un ignobile. Ah, guarda come laggano la farm di polli. Questa è la mia efficientissima farm di polli. Fa cagare. La farm di canne da zucchero invece funziona, è che ogni tanto le prelevo, però funziona. Vedi? Qui quando crescono ci sono gli observer block che spingono i pistoni e finisce tutto qua. E qui invece la farm di canne da pesca, cioè di pesci, con tutte le cose già rubate, le cose utili. Vedi pesci palla. Esatto, quello è il KFC con l'allevamento intensivo dentro. Se lo vede Greta Thunberg mi fa arrestare come con Andrew Tate. Niente, non smette di piovere. Devo essere entrato in un loop ambiguo. Qui mi è apparso che mi hanno fatto 2 commenti, però non li vedo. Se muori smette, fidati. No, non muoio mai nella vita, ho 35 livelli. Bisogna ammazzare i maiali. Perché non vedo più i commenti, zio Canta?
Non vedo più i commenti, frate. Da quando non muori? Da un po'. Da molto poco. Cioè, da molto. Non mi ricordo neanche quando è l'ultima volta che sono morto. Ma sai perché? Perché io giro sempre, lo vedi questo che c'è nella mano sinistra? Io giro sempre con il totem. Quindi è difficile morire. A parte che c'ho tutta l'armatura in netherite. Ma poi è difficile morire con il totem. Magari muori una volta, però cadi nella lava. Metti che muori nel nether. Eh, C'hai il totem, prendi e voli via. Quindi è proprio da molto molto che non muoio. Ma anche perché ne ho tanti. Guarda, dove ce li ho? Mi sa che ce li ho qua. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Porco due, già. Ne ho ancora di tempo per non morire. Niente, questo è. Solo che non smette di piovere, altrimenti ti avrei messo il rendering migliore e ti avrei flexato il mondo meglio. Sì, quando c'è la maledizione dei pillager, vai al coso dei villaggeri. Beh, si è interrotta la trasmissione. Beh, certo, mannaggia il Claire. Niente, è caduta la live. No, ha ripreso. Rip, io stacco la streaming perché qua